Buongiorno a tutti, oggi il nostro focus è essere gentili al bar. Tutti pensiamo di esserlo, però in realtà, esaminando attentamente i nostri comportamenti, ci rendiamo conto che è sempre più raro vedere comportamenti corretti. La prima domanda che viene da porsi è: perché certe persone hanno un atteggiamento diverso con chi sta dietro al bancone piuttosto che con una persona che ad esempio abbia una carica tipo un notaio, un avvocato. Con chi sta dietro al bancone a volte si arriva al bar in maniera svogliata, non si saluta, si assume un atteggiamento scomposto, si parla a voce alta, mentre con una persona tipo un notaio, un avvocato, ecco che salutiamo quando arriviamo, diamo rigorosamente del lei, abbiamo un tono della voce pacato e composto, la nostra stessa postura è molto attenta. Perché allora? La risposta è molto semplice, talvolta anche inconsapevolmente noi abbiamo un comportamento classista a seconda della professionalità di certe persone. È importante invece ribadire che chiunque dona il suo lavoro merita il nostro rispetto. Molte persone, di fronte ad una critica, si difendono accusando il cameriere di non sorridere oppure di essere maleducati. La motivazione invece è molto semplice: il sorriso non è dovuto, soprattutto se da parte nostra non c'è cortesia. E tornando al notaio, chiediamo al notaio di sorriderci? Innanzitutto, quando si entra in un bar occorre salutare con un sorriso molto discreto anche gli ospiti che occupano quel bar, che sono lì prima di noi. Poi nel passare per andare al bancone dobbiamo cercare di non urtare gli altri clienti o con il borsone oppure con lo zaino che teniamo sulle spalle, che comunque è preferibile eventualmente togliere. Quando poi siamo al bancone ci rivolgeremo al barista innanzitutto con un saluto e poi gentilmente gli chiederemo la nostra consumazione in modo chiaro e completo. Se noi siamo gentili, sicuramente il barista sarà felice di accontentare i nostri gusti. Se il bar è affollato, è cortesia, presa la tazzina con il piattino, spostarsi poi dal bancone e lasciare il posto per gli altri clienti. Quante volte purtroppo ci rendiamo conto che certe persone restano incollate al bancone a lungo tempo oppure sull'ingresso del bar? Ricordiamoci sempre che la pausa del caffè è un piacere per tutti, quindi facciamo in modo che anche per gli altri sia una pausa rilassante. Attenzione poi, al bar spesso mentre consumiamo la nostra tazza di caffè sfogliamo un giornale, leggiamo il quotidiano, di non tenerlo troppo perché è lì a disposizione per tutti, quindi una volta completata la lettura mettiamolo a disposizione. E se qualche cliente si avvicina per chiederci, noi diamoglielo volentieri subito dicendo di aver finito di consultarlo. Il bagno, questo è un punto molto importante perché spesso ci capita di dover andare in un bar perché dobbiamo andare ai servizi. È tutto naturale purché si faccia con grazia e con cura. Quindi ordineremo e dopo aver consumato il caffè chiederemo se è possibile utilizzare i servizi. Tutto questo senza agitazione. Ultimo passaggio è il momento della cassa, quando siamo in cassa per pagare quanto abbiamo consumato, senza fare nessun teatrino con chi è nostro ospite. Che cosa dice la regola? Chi invita paga e sarà cura dell'invitato poi ricambiare il prima possibile.